Amici bellini, un po' la voce rauca, ma non vi posso far mancare l'ultimo giorno di approfondimento. Benvenuto Gabriele Sporta e facciamo a sportellate con il Como. Lasciate un like preventivo perché la reaction, in realtà è reaction a me che gioco e che poi mi dimentico com'è andata. Nico Path! Attenzione a Nico Path, guardiate, abbiate pazienza, non mi sento bene. Ma fine simulazione, la formazione e chiudiamo. Ecco qua. Allora signori, la formazione io mi butto, nel senso che sono quelli, le sappiamo. Scusate un po' la voce, ho buttato Spinazzola nella mischia. Adesso vediamo, io credo più Oliveira, però vediamo. Ho messo lo stadio, non è il nostro perché però quello là con la pista d'atletica azzurra è bello. Lukaku, bravo McDowell, dai Kvar, sveglia come sono cattivi. Bravo Spinazzolo, si cambia tutto. Sergi Roberto, signori, questi sono frizzantini, ricordatevelo per favore. Nico Path, bravo Spina, bravo Lobotka. Spinazzo, bravo, con calma. Rachmani, il difensore più forte dell'universo in questa settimana. Politano, vede il movimento di McDo. Bravo Lobo, vai Kvara, punta, bravissimo, eccolo. Anticipato Lukaku che fa? Che batte i calci d'angolo? No, non è possibile. Lukaku, Politano batte i calci d'angolo, Lukaku batte i calci di rigore. Più logico, esatto. McTominay che di testa si impone sempre. Polità. Dov'è Di Lorenzo? Un po' di ritardo. Questo Fadera che dà... Uè. Cutro Lock fuori. Di Lorenzo. No, non è fallo. Vabbè. Cutrone se ne va in mezzo a due, aiuto. No, Nico Path. Bravo Spina, c'è una bella partita Spina. No, Rachmani, la nuova marinata. No, Dai ragazzi, le marcature. No, vabbè. Colpa mia, non voglio dare la colpa a Rachmani, colpa mia. Un po' la presunzione, Conte ne ha parlato, bisogna andare comunque umili, con quella paura, concentrati. E a questi come giocano, mannaggia. Bravo Rachmani, dai. Dalla vicina, senza problemi, va bene. Bravo Politano, vai, vedi il movimento. Bravo, vai McTominay. Esatto, Di Lorenzo, eccolo. Tutta l'aria di rigore. Bravo Kvara, Spina, McTominay. Serve più Lukaku. Kvaratskhelia se ne va. C'hai vicino Spinazzola, se ne va ancora Kvara sul fondo, si fa. Bravo Spinazzola in mezzo, eccolo, McTominay. Vedi che loro giocano tranquilli, di prima, tranquillissimi. Vai Di Lorenzo, non andare a vuoto Di Lorenzo, aiuto, bravo Rachmani. Anch'issa che non si è visto proprio, Log. Scarpe, mettere le scarpe. Bravo Lobotico, guarda sopra, guarda, bravo, vai, questa è lei. È lei per forza. 1 contro 1 di Lukaku, sta là, dalla Kvara, dai Kvara ci prova, Kvara! Si mette in proprio il 77. Questi sono altri quei gol che Lukaku fa perché tiene occupati i difensori. Vedi, 3 di loro intorno e Kvara può andare nell'1 contro 1. Vai, piglia Kvara, vai. Che bellezza. Adesso l'altruismo, Lukaku! È proprio un gol a Lukaka! Non Lukaka, nel senso che la Kaku, proprio che l'ha tirato un gol urtiere praticamente, però è per la potenza che ha è andata bene lo stesso. E rivediamo il pressing di Kvara che recuperava, cade, ma non cade, che bellezza. La dà in mezzo e Lukaku c'ha da dire proprio un gol laudero che però non riesce ad opporsi. Va bene, vai, buongiorno, dai che non ti si è visto proprio. Attenzione, bravo Spina, bene. Oh, male. Aiuto, Nico Paz. È pazza! Caprile! Mamma mia, col rischio, col pericolo. I like, perché sta partita somiglierà molto, domani lo saprete. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora,
Ecco qua. Equilibrio, più possesso palla loro. Hanno tirato due tiri in più loro, però non precisi. Squadra frizzantina. Anghissà proprio a vuoto le farfalle. Bravo Kvara. Bravo Anghissà. Posizionamento. Con calma Lobo, con calma. Esatto, facciamoli ragionare un pochino. Dai, bravi. E poi nell'aria. No. Ancora sto fare aiuto, aiutatemi! Vai che McTominay, la fase difensiva. McTominay, Rachmani che di testa è insuperabile, ok. Mamma mia che palla Lobotka, vai Politano. Vai fino in fondo. C'è Lukaku Ici, te l'ha chiamato Lukaku, McTominay. Bravo, vai Di Lorenzo, eccolo qua. E Spinazzola sta facendo una grande partita. Magari domani... Guarda che palla, chissà, vai bene. Antonio, che dici? Io non lo so come si sono comportati in allenamento, ma nella simulazione Spinazzola molto bene, lo mettiamo. Vai Politano, vai, ce l'hai. Ideaccia. Qualche cambio, dai, c'è a pagamento. Pagamento. Bravo McTominay. Bravo Politano, bravo Lukaku, vedi. Esatto. Ci sta Di Lorenzo, ci sta. Polità, ci sta Bravo. Mettila bene, esattamente Lukaku. Bravo Lobo. No, calma, Spinazzo, calma. Esatto, Lobotka. Incredibile. Esce bene il Napoli ora. Kvara cambia tutto, ma il pallone è un po' corto. Bravo, buongiorno. I cambi. Si avverte che servono i cambi. Ngonghe! Ngonghe al posto di Polità, esotico. E Gilmour al posto di McTominay. 4-3-3 puro questo, Anche Spina. Si è finita la benzina. Ma mo deve uscire il pallone, se no questa cosa non succederà mai. Siamo all'80°. Bravo Anghissà. Signori, qualcuno butti la palla fuori o qualcosa del genere, perché altrimenti... Bravo Lobo. Che palla, caprata Lobo. Mamma mia, Kvara di sinistra. Un po' forzato. Mangong è proprio bianco in questo gioco. È chiarissimo di me. Occhio. Bravo Di Lorenzo. Ma Madonna santa. Di Lorenzo. Signori, 2-1. Non scherziamo. Non è chiuso. Non è finita. Di Lorenzo. Olivera. Bene. Bravo Kvara. Vai. Lukaku. Bravissimo Rachman. Sventagliata. Kvara. Vai Lukaku. Ce l'hai. Bravissimo. Vedi che stai recuperando un po' la forma. Vai. Kvara. Si sta avvicinando. Sta pure Gilmour. Quasi. Dove sta? Bella palla di Anghissà. Vai Ngonghe. Eccolo. C'è Gilmour vicino. No, Ngonghe. Là solo. Aiuto. Tira. Forte. Vai. Ngonghe. Dove sta Kvara? Si devono abbracciare. Se non si abbraccia con Kvara vado in freva, perché Lukaku... Eccolo là, è arrivato. Gelosissimo Kvara che si abbraccia con Lukaku, e sono belgichi. È fatta. Un gol che Ngonghe può fare tranquillamente, no? Arrivando da destra, chiudendo verso il centro, col sinistro. Come si è permesso Conte di non mettere Neres? C'ha ragione lui. Lo capite che c'ha ragione lui? Altri 3 punti e tutti a casa. 3100 like senza dubbio. Signori, onestamente è presto detto. Ci spostiamo per l'analisi tattica. Io in simulazione ho messo Spinazzola e ha giocato molto bene. Resta il mio ballottaggio preferito, nel senso che non so mai, magari si è allenato molto bene, non lo possiamo mai sapere. È sempre una speranza. Però, visto che questa è una squadra frizzantina, il Como, e visto che c'è un dato che dobbiamo tenere presente, è che il Como ha più possesso palla di noi in generale, e allora forse è meglio Olivera, perché nel nostro immaginario, forse anche quello di Conte, Olivera è un po' più difensivo rispetto a Spinazzola, e se Spinazzola non ce la fa a correre appresso agli avversari per tutta la partita è un cambio sprecato, quindi Olivera qua. E uno potrebbe pensare anche Mazzocchi a sinistra prima o poi, non lo sappiamo, però Olivera, buongiorno. Rachmani è il miglior colpitore di destra, buongiorno che non si fa mai saltare in dribbling eccetera eccetera. Di Lorenzo, Lobotka non si tocca, Anghissà non si tocca, McTominay lo mettiamo qua, ma lo sappiamo che finisce qua, con Kvara da una parte e Politano dall'altra, sempre con quelli che scalpitano. Neres, abbiamo visto Ngonghe, ma io credo che se Conte ha detto Gilmour mi dà un pochino quella cosa che mi mette in difficoltà perché vorrei farlo giocare, ma Lobotka gli è davanti, non ho sentito citare altri
quindi gli altri non sono davanti a quelli che sono effettivamente i titolarissimi di questa squadra, e capiamoci perché così è. Il dato di cui vi parlavo del Como è questo qua, che se andate a vedere nelle statistiche passaggi, il loro possesso di palla medio è di 51.3, mentre quello del Napoli è 48.7. Noi abbiamo meno possesso palla medio, l'avete visto, l'avete notato, che il Napoli ogni tanto lascia l'iniziativa agli avversari, si mette là e se non concede, se non rischia tanto, è anche una cosa positiva e voluta, ma questo ci dovrebbe far riflettere e potrebbe, anche se il Como è squadra più piccola, potrebbe prendersi il pallone e potrebbe comandare la gara a livello di possesso. Ovviamente noi abbiamo 4 clean sheet e ce ne vantiamo, mentre loro 0, quindi subiscono qualcosa in difesa la concedono, 1.8 per gara concessi di gol, mentre noi 0.7, quindi il Napoli un gol lo dovrebbe fare. Se stiamo a queste statistiche, sono in crescendo loro, perché la vittoria col Verona, la vittoria con l'Atalanta, mica poco, poi col Bologna sono stati recuperati alla fine, ma perché il Bologna è pazzo. Voi avete visto anche ieri le partite di Champions, il Bologna poi soccombe, però le occasioni le crea anche con il Liverpool. Poi facciamo gli auguri a Bremer, perché onestamente gli infortuni pesanti ai giocatori famosi danno sempre una certa impressione, e i tifosi di tutte le squadre si sono dispiaciuti al riguardo, forse anche tifosi di Fantacalcio, che hanno su 2 Fantacalcio su 3 c'aveva Bremer, ma insomma la Juventus scopre un Kalulu che il Milan forse in questo momento rimpiange. Ma sto andando verso un'altra, perché mi piace parlare di calcio, prendo la tangente. Vorrei farla questa Champions League in realtà. Perdono con l'Udinese, pareggiano col Cagliari e hanno perso con la Juventus. Quindi sono decisamente in crescendo. Nico Paz è stato anche convocato con la sua nazionale. Cutrone molto bene, perché non sta dando proprio spazio a un Belotti che si poteva imporre, ma in realtà Cutrone sta segnando. E il centrocampo molto frizzantino, insomma, ma sta corto, questa è la verità. Io vi abbraccio e vi bacio, devo andare a prendere un tè caldo, perché altrimenti così, mamma, non ti preoccupare, giusto un raffreddore, il famoso colpo d'aria, non è vero? Stagione lo deve fare, è il mese suo. Vi abbraccio, vi bacio da New York, quanti azzurri fluido, è tutto. I like sono bene auguranti, la live è già pronta, quindi voi non abbiate paura, andate di là, mettete like in preventivo, già sapete come finisce perché lo sapete, quindi state tutti tranquilli.